Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, inizia oggi la terza giornata della Serie A. In campo Peperino Calcio 8 in maglia biancorossa, ha perso all'esordio contro il Bar Cristal per 5-1, deve recuperare ancora la gara contro la Lazio, rinviata, data da destinarsi. Dall'altra parte in maglia gialla, striscia obliqua nera, lo Steaua 2005, 0 punti anche per la formazione schierata alla vostra destra, che ha perso 3-1 con il Cottini, 3-0 con il Cotton Club la settimana scorsa. Sta per iniziare quindi questo lunedì sera, terza giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Il Peperino che si schiera da destra verso sinistra, maglia bianca e calzoncini rossi, da sinistra verso destra invece attaccherà lo Steaua 2005 in maglia gialla. Andiamo a leggere i convocati per questa gara. Il Peperino che schiera Longi, Anastasio, Ascione con l'11, Barani con il 23, Campanella con il 18, con il 10 Colasanti, D'Astolfo con la maglia numero 6, Eugenio in porta con il 22, Formilli con l'89, con il 14 Giandonato, con il 16 Giustini, con il 7 Lanatà, con il 5 Perelli, con la maglia numero 32 Rossi e con il numero 8 Fabio Simone. Sono questi i ragazzi agli ordini di Damora, in panchina come al solito per il Peperino. Peperino che attacca bene subito con la prima azione sulla sinistra. Andiamo a leggere la formazione invece dei ragazzi che provengono dalla sconfitta dell'Empire. Hanno subito 3 reti dai campioni d'Italia lo scorso lunedì. Lo Steaua con Bogoglio con l'8, 10 Cercez, Dobrin con la maglia numero 2, Dumitru con il 9, con il 5 Ionescu, con il 16 Ionescu Katalin, con l'1 tra i pali Ionut Turnea, Jai con il 6, con il 21 Lisniuk, con il 12 Maftei, con il 18 Marian, Miai con la maglia numero 7, Vladud con il 3, Volodea con la maglia numero 4. La gara è iniziata da circa 120 secondi, il risultato ancora sullo 0-0, la partita è iniziata da poco, si gioca qui allo Sport City questa terza giornata di campionato che vede dopo sullo stesso campo protagoniste la Golbet Calcio 8 di Cencetti e l'Ad Maiora Soccer. In programma per le 10:30 lo Steaua adesso che prova a sinistra a spingere con il numero 9, non si passa da quella parte, allora il gioco ricomincia dai piedi di Turnea. Ottimo l'anticipo però del Peperino che prova a uscire ancora con Perelli, conquista il calcio di punizione Patrick Perelli, il primo fallo del match, lo subisce il Peperino. Alle spalle, da lui al portiere. Sistema la sfera Fabio Simone. 2 maglie gialle a coprire il primo palo, piazzate da Turnea, parte Simone, allarga sulla sinistra, il traversone dentro, allontanato la palla tra i piedi di Dumitru. Sempre il Peperino sulla sinistra, sempre con Perelli, prova a passare in mezzo a 2, riesce. La conclusione, la sfera resta sul vertice dell'area di rigore, l'intervento di Volodea. Qualche lamentela ai danni del direttore di gara, si è già battuta, la rimessa con le mani. Ancora di ritorno sulla sinistra, gioca bene il Peperino in zona del calcio d'angolo, pallone ancora messo in mezzo. Rasoterra sul primo palo. Si resta sempre nella stessa zona di campo con Perelli. Perelli a cercare il compagno all'interno dell'area di rigore, prova a dimenarsi, pallone al limite, raccolto però da Dumitru.
che fa partire la transizione offensiva, viene fermato senza fallo. Allora Peperino che ricomincia il giro palla. Simone lancia con il contagiri, Turnea dopo l'appoggio di testa del compagno riesce con le mani a farla sua. Ancora Turnea con il mancino a cercare Lisniuk che prova a girarsi. Pallone in rimessa laterale, sempre Simone sul punto del pallone, vertice di centrocampo, ricomincia il giro palla nei pressi della panchina di Namora. Sul pallone da Stolfo, sempre cerchio di centrocampo, Peperino che ha iniziato meglio rispetto agli avversari. Comunque nessuna palla gol ancora per entrambe le squadre. Pallone in avanti, forse trattenuto qui per la maglia Lisniuk, fa giocare il direttore di gara. Una squadra molto fisica, quella dello Steaua. Arriva il primo cartellino giallo del match dopo appena 5 minuti. Malissimo. Grazie. Sul pallone sempre Fabio Simone, praticamente dalla centrata, il sinistro in verticale, raccolto in avanti. Prova a girarsi sulla destra, sempre il centroavanti del Peperino che conquista metri, conquista una rimessa laterale da ottima posizione, poi si va a centrare. Si tratta di Barani, viene incontro a prendere il pallone, lo scambio ravvicinato sempre con Barani. Prova ad uscire lo Steaua, ma la palla ancora per Fabio Simone che caccia il pallone, però carambola sul corpo del numero 10 in maglia gialla che prova a partire sulla sinistra, viene fermato Cercez, poi un altro intervento ai danni di Simone. Secondo cartellino giallo per lo Steaua. Giusto questo secondo cartellino. Squadra molto fisica, quella in maglia gialla, lo ha dimostrato anche lunedì scorso contro il Cotton Club. Cercez riesce a tenere vivo il pallone il numero 10. Poi la Nata prova ad inventare con il destro, pallone troppo lungo, non può raggiungerlo però Barani. Questa volta è il giocatore del Peperino a commettere fallo. Fallo di Barani. Ammonizione verbale anche per il 23 del Peperino. Partita difficile da arbitrare per i due, ricordiamolo, direttori di gara della Serie A, Serie 2, Serie B, soltanto uno è il fischietto. Serie 2 che ha inizio proprio questa settimana. Simone allarga benissimo a destra. Poi il tiro con il destro, va vicino al palo di Turnea. La prima occasione del match ce l'ha il Peperino. Ancora Simone, la mette giù con il sinistro. Suggerisce a destra per il compagno, a due maglie gialle davanti, prova a passare.
viene fermato forse con un fallo, si prosegue perché il Peperino è ancora in possesso del pallone, ennesimo fallo, questa volta a commetterlo è Cercez. Guida ancora i suoi Turnea. Prende la rincorsa, sempre il numero 8, sempre Fabio Simone sul pallone, conta i passi, rasoterra, sfera che resta lì. Poi Turnea in due tempi riesce ad impedire il primo gol del Peperino. Ricomincia il giro palla dei ragazzi di Damora con Perelli, De Eugenio. Viene Simone a prendersi la sfera nei pressi della difesa. De Eugenio. Simone. Attaccato da dietro Simone, ennesimo fallo ai danni del numero 8, si può proseguire perché il Peperino ha un'ottima occasione sul sinistro di Campanella, pallone che termina largo. Cercez. Sale il numero 10, prova ad inventare in verticale il pallone interessantissimo, deve rispondere De Eugenio in corner. Ottima la girata di Bogoglio, è il primo calcio d'angolo. Alza il braccio Cercez, sono 4 le maglie gialle nei pressi dell'area di De Eugenio. Traversone battuto rasoterra. Ancora Cercez. Si incarica anche della battuta con le mani il numero 10, siamo a circa 4 metri dalla bandierina. Rimessa laterale già battuta, spazio per calciare ma non riesce a trovare il tempo giusto. Poi la conclusione arriva da lontanissimo, non riesce a centrare lo specchio della porta Ion Ionescu. Entrambe le squadre hanno siglato solo una rete in questo avvio di stagione. È anche vero che il Peperino deve recuperare una partita contro la Lazio, questa volta il fallo in attacco di Moreno Barani. Conquista quindi il calcio di punizione Volodea. Punto di battuta che deve essere un paio di metri più indietro. Cercez prova a passare, poi Simone a campo, una delle rare volte che non viene pressato. Prova ad arrivare sul pallone Lanatà, ci arriva, vediamo se riesce ad evitare la rimessa dal fondo. Non ce l'ha fatta il numero 7. Mentre il primo time out della gara sta per arrivare, c'è forse un infortunio da parte di un ragazzo del Peperino. Zoppica Lanatà, vediamo se sarà lui ad abbandonare il terreno di gioco. Volodea, dietro per Turnea, continua a toccarsi il ginocchio sinistro il numero 7 di Damora. E arriva in questo momento il primo time out della gara per il Peperino sul punteggio di 0-0. Riprende il gioco con il Peperino in possesso del pallone dopo il time out chiamato proprio dalla panchina del Peperino. Il risultato è quello di 0-0 qui allo Sport City, mentre Simone ci prova da lontanissimo, ancora con il sinistro, ancora una volta Turnea in due tempi. Ha già rinviato l'estremo difensore dello Steaua 2005. Prova a passare Ionescu, perde un brutto pallone, allora ne può approfittare il Peperino con
Il solito Barani sulla sinistra, prova a metterla dentro, vediamo se c'è la deviazione, arriva il fischio del direttore di gara, sarà calcio d'angolo da sinistra. Il secondo angolo conquistato dal Peperino Calcio 8. Sempre Simone con il sinistro, calcio d'angolo battuto male. Pallone gettato alla cieca in avanti, allontana la retroguardia in maglia gialla, si accontenta della rimessa con le mani Ascione, lascia l'incarico della battuta però a Patrick Perelli, vice capitano di questo Peperino, che va a cercare ancora Barani per Ascione, fermato al momento dell'apertura, pallone che arriva ugualmente però sul lato destro del campo, messo in mezzo, ancora calcio d'angolo. Quindicesimo minuto di gioco, terzo corner conquistato dal Peperino con Fabio Simone, sempre con il suo mancino sul primo palo, pallone che esce, non arriva il giocatore in maglia gialla che si è disteso, ha provato in scivolata Lisniuk. Volodea. Ce l'hai, troppo alti dietro! Pressing di Barani, alza il baricentro del Peperino. Lo fa irregolarmente. Prova a dare ancora indicazioni Cercez mentre è entrato in campo con la maglia numero 89 Formilli a ricoprire il ruolo di centroavanti. Il pallone è terminato oltre la linea laterale, sarà rimessa quindi sotto la nostra postazione, mentre Ascione viene toccato da dietro, arriva il fischio del direttore di gara che però indica e mima il gesto con le mani. Sempre Patrick per Simone, la sfera ribattuta ancora da Volodea, velocissimo, prova ad arrivare sul pallone Lisniuk. Simone conquista il fallo, giusto il fischio del direttore di gara sul pressing di Lisniuk. Redarguisce ancora i giocatori che questa sera sono in trasferta qui allo Sport City Stavo 2005, che come campo di casa ha scelto quello dell'Empire, come anche i ragazzi di Giuseppucci, mentre Ascione, ottimo il dribbling sulla sinistra, salta anche un altro avversario, ancora Ascione con il destro, troppo debole, il destro del numero 11, facilissimo per Turnea. Palla per Cercez, legge benissimo però il centrocampo del Peperino, che conquista il calcio di punizione con Campanella. Va sul secondo palo, entra sul secondo palo. Oh. Patrick, 2, se rimane lui, sta a parte, entra lei sull'altro lato. Simona, il sinistro deviato Turnea, ancora bravo e anche fortunato a farsi trovare nel momento giusto, il pallone però è stato smorzato. Formilli, lotta ancora contro il numero 5 dello Steaua, poi Cercez, pallone per Ionescu, Volodea. Rischia Volodea sulla pressione di Formilli, che alla fine commette fallo. Volodea, Vladiut, ancora Volodea, quindi Turnea, rinvio con il destro, come è solito fare. Lotta Perelli, in mezzo a due avversari. Ionescu, Sofia. Prova ad alzare la gamba Lisniuk. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia gialla.
Allora Perelli con le mani, gittata lunghissima. Il pallone ancora buono per il sinistro di Formilli che conquista metri sulla sinistra. Ascione ha già battuto la rimessa laterale proprio Formilli. 1 contro 1 di Ascione che prima ha fatto tutto benissimo sulla destra. Lo scarico per il destro dalla distanza di Perelli, indirizzata all'incrocio dei pali, c'è la deviazione, quarto corner Peperino. Entra in campo Flavio Colasanti, lo vedete indossare la maglia numero 10 al limite dell'area, il movimento proprio del neoentrato, il pallone interessantissimo sul primo palo, non c'erano maglie bianche, stava per combinare un pasticcio invece Ionescu direttamente dalla battuta del calcio d'angolo, secondo corner consecutivo, sempre dalla stessa parte, sempre Simone con il mancino, Turnea, esce così e così. Formilli, pallone allargato sulla destra, ottimo il dribbling in mezzo a 2 avversari. Formilli, Perelli, ancora sfera sulla destra, conquista Cercez il pallone, si mette tra palla e avversario. Cercez alza, pallone al limite dell'area, buono per il destro del numero 6 che però scarica dietro per la conclusione di Vladut. Si fa vedere anche lo Steaua. Simone arriva prima di tutti, cerchio di centrocampo, palla per il numero 8 che non apre per Perelli, va sul destro dalla parte opposta di campo per Ascione che ha un passo diverso dagli avversari. È la seconda volta che tenta la giocata centralmente, conquista il calcio di punizione, posizione ottima per il sinistro di Simone. Simone e Andrea Ascione sul pallone, 4 maglie gialle in barriera, parte Ascione che ha conquistato il calcio di punizione, forse Turnea l'ha toccata, palla sulla traversa, poi il destro del Peperino si perde sul fondo, vicinissimo all'1-0. Turnea, Cercez chiama il pallone sulla sinistra Dobrin, pallone che arriva a destra per il numero 3 che poco fa ha cercato la conclusione dalla distanza. Vladut potente ma non preciso, ancora il servizio del terzino destro dello Steaua. Simone, De Eugenio, ancora mai impegnato questa sera, va al rinvio con le mani, ma il rinvio dal fondo è da ripetere. Pallone gettato in avanti, la tiene in campo forse Formilli, non secondo il direttore di gara che indica la porta di De Eugenio. 30 secondi al primo tempo, ci sarà da recuperare qualche secondo per il time out, mentre questa volta viene atterrato Colasanti. Ennesimo fallo dello Steaua che ha già 2 ammoniti in lista. Ascione, c'è anche Colasanti vicino con il destro,
Il solito Fabio Simone con il mancino. Parte Simone, troppo debole il sinistro del numero 8. È destro, cazzo! Perelli, Simone, manda a vuoto un avversario, il pallone è interessante all'interno dell'area di rigore, non riescono a girare. Poi con il fisico Lisniuk prova a passare, atterrato da dietro, arriverà il cartellino giallo, il terzo del match, il primo per il Peperino. Sempre in anticipo, poi non sto davanti, mi spinge, ancora, 3 volte, pure là. Vedete se c'è le strade. Su questa brutta entrata si chiude il primo tempo, il risultato è quello di 0-0 qui a Sport City. Sicuramente manca un po' l'età, siamo un po' sopra la media di questo campionato e questo si vede specialmente nel secondo tempo che crolliamo praticamente. Noi ce la mettiamo tutta, però affrontiamo delle squadre fortissime e noi siamo appena all'inizio, siamo diciamo in crescita, cerchiamo ancora dei giocatori per il futuro che ci danno una mano e dobbiamo ancora fare tanta strada. Mentali che ci sono partiti e questo si vede, non troviamo ancora l'equilibrio della squadra, diciamo. È vero, fino alle prime 2 partite abbiamo giocato praticamente senza attaccante, perché ci sono proprio mancati. E adesso sono rientrati, speriamo che vengano sempre, che abbiamo gran bisogno di una mano. Abbiamo giocato senza attaccanti, adesso sono rientrati, uno si è fatto male, si è fatto malissimo purtroppo e stiamo di nuovo da capo a 12. È rientrato Agi e con lui speriamo di fare bene nel futuro, nelle prossime gare. Ti ripeto, stiamo crollando nel secondo tempo perché ci manca praticamente il fiato. Affrontiamo delle squadre giovani e molto più esperte come squadra. Secondo tempo che sta per avere inizio con il Peperino che questa volta attacca da sinistra verso destra, maglia bianca, calzoncini rossi, risponde lo Steaua 2005 in maglia gialla, calzoncini neri, attaccherà da destra verso sinistra. Il risultato qui a Sport City è ancora fermo sullo 0-0. Il Peperino che è andato vicino al gol, soprattutto su palla inattiva, con il destro di Andrea Ascione che ha colpito la traversa. Sono arrivate 3 ammonizioni, 2 per lo Steaua, 1 per il Peperino in chiusura proprio di primo tempo. Mentre qui prova a girare Colasanti. Pallone per Ionescu. Fallo conquistato da Vladut. Vladut da Ionescu. Si muove Cercez, il pallone ancora per Vladut, ad un paio di metri da lui. Poi Simone arriva, bello il controllo con il sinistro. Pallone allungato troppo da Formilli. Turnea rimessa dal fondo, indicata dal direttore di gara, già battuto il portiere dello Steaua che questa sera gioca in maglia arancio, rischia tantissimo sulla pressione di Colasanti. Dai! Gatta, bravo. Turnea. Pallone nei pressi della panchina del Peperino. Il possesso ancora dello Steaua con Cercez, arriva prima Simone del numero 10, Volodea, Ionescu, Perelli Ionescu, lotta tra 2 numero 5, alla meglio il ragazzo dello Steaua che va a sistemarsi anche il pallone. Siamo lontani dalla porta di De Eugenio, mai chiamato in causa questa sera il portiere del Peperino. Ionescu.
Pallone tra le linee per il numero 18, finisce giù, calcio di punizione interessante, già battuto da Marian, poi Cercez, la palla sfila, salvataggio provvidenziale del Peperino. Jai, prova Dumitru Jai, viene fermato in modo irregolare Simone, che poi cambia con il numero 14, nonché capitano del Peperino, ovvero Francesco Giandonato. Ascione, tunnel di Ascione, ancora ottima la giocata di Ascione che taglia il campo da destra verso sinistra, poi il pallone per Colasanti, se l'allunga il numero 10, conquista però la rimessa con le mani. Rimessa nei pressi della bandierina, battuta al limite dell'area, allontana Volodea, ma in zona ci sono solo maglie bianche. De Eugenio. De Eugenio da Alongi. Alongi va in verticale. Prova il controllo Rossi. Conquista la rimessa con le mani. Poi il sinistro, la girata, stava per trovare un grandissimo gol Colasanti, pallone che si perde alla sinistra di Turneo di mezzo metro. Cercez, toccato da Ascione, non c'è fallo, allora Ionut. Vladut in verticale a cercare Cercez, protegge l'uscita della sfera Edoardo Giustini. De Eugenio. Proprio da Giustini. Giustini va con le mani da Capitan Giandonato. Riesce ad eludere il pressing bene il Peperino Calciotto, che può riversare sul fronte d'attacco. Pallone allargato sulla sinistra, troppo leggibile però il suggerimento di Giandonato. De Eugenio, Alongi, ha spazio davanti a sé per portare sul pallone. Colasanti, poi Dascione, arriva prima di tutti Ionut, inseguito, prova a passare in mezzo a due, 3 maglie bianche, esagera il numero 5, allora De Eugenio. Aspetta la difesa dell'Osteaua, ci prova Ascione da lontanissimo, tiro sbagliato con il destro. Ionut. La gira, c'è un'ottima chiusura. È la seconda di Giustini, provvidenziale, ha salvato praticamente un gol circa 2-3 minuti fa. Ascione apre bene sulla sinistra per il mancino di Daniel Rossi. Daniel Rossi con le mani in mezzo dal capitano. Poi la conclusione, il secondo palo, sfortunatissimo ancora il Peperino e soprattutto Andrea Ascione, il secondo legno colpito dal numero 11, che qui finisce giù, calcio di punizione. Tre maglie bianche sul punto di battuta, conta i passi il direttore di gara, si stacca Giandonato, rimangono soltanto Colasanti e Daniel Rossi, il 10 Rossi con 10 Colasanti con il 32 Rossi. Parte il numero 10, prova a cercare il giro sopra la barriera, ma il pallone si spegne sul muro composto da Ionut Turnea. Rimessa laterale, conquista metri Colasanti, poi esce Turnea, male con le mani, pallone che resta al limite dell'area, alla fine è anche fortunato il portiere dell'Osteaua che rilancia Cercez. Arriva Dumitru con l'esterno, bruttissimo il disimpegno con il destro da parte del numero 6, può partire Rossi
atterrato Rossi, ma l'intervento è sul pallone. Rimessa laterale sotto la nostra postazione, c'è Marco Alongi sotto di noi. Rossi, Alongi. De Eugenio più lungo che può con i piedi, Volodea. De Eugenio, Alongi. Pressing di Cercez, pallone in verticale, esce Turnea con il petto, ancora Turnea riesce ad aprire bene il 69 dello Steaua, che poi ritorna tra i pali. Cercez fa scorrere Janut, non si intendono i due compagni in attacco, allora Ascione può correre, ancora Ascione. Sovrapposizione premiata del compagno sulla destra, si tratta di Rossi con il mancino a inventare ancora per Ascione, la sfera resta lì al limite dell'area, poi Turnea e arriva il tapin vincente del Peperino Calciaotto che sblocca l'incontro al 10° del secondo tempo. Bravi! Flavio! Ascio! Ripassa a sinistra, metta da destra. Andiamo! Rete di Rossi, arrivata quindi al 10° del secondo tempo dopo una bellissima azione di Ascione che ha scambiato proprio con il 32 sulla destra. Passa in vantaggio soffrendo il Peperino ma meritando di condurre qui allo Sport City. Vieni sulla tua Giova! Marco! Janut. Tudocchi! Sopra la tua! Giandonato. Proprio Rossi prova ad arrivare sul pallone. Vieni a prendere! Alongi. Rincorsa lunga. Alongi va con il destro, fuori per il capitano del Peperino, il pallone si infrange sul cartellone pubblicitario, un paio di metri alla destra di Turnea. Comunque il Peperino ha sbloccato l'incontro senza mai concedere più di tanto agli avversari che adesso devono rispondere. Hanno circa 15 minuti per provare a recuperare o a ribaltare il risultato. Sempre sopra Giova! Alongi. Sempre sopra! Nelle torre, sempre sopra! Ascione! Giandonato. Steaua con tutti i suoi ragazzi nella propria metà campo. Giandonato, Alongi, ancora Giandonato, scivola il pallone sotto la suola del numero 14, poi suggerimento troppo lungo direttamente in zona d'Eugenio. Sta per entrare in campo con la maglia numero 16 Ionescu. Giandonato, movimento di Rossi, Ascione sulla sinistra, prova ad allungare, lo chiude Vladut. Rimessa lunga con le mani, Turnea, ancora qualche pericolo in uscita. Chiede il secondo time out il Peperino, ricordiamolo, le formazioni ne hanno uno ogni 25 minuti. Mentre qui forse strattonato da dietro con la maglia, è stato punito, credo, il primo intervento e non il secondo, quello di Colasanti. Calcio di punizione Steaua. Daniele, dai a star più forte!
Torniamo insieme, vero? 12 e 23, giusto? Calcio di punizione per lo Steaua, 3 maglie bianche messe da De Eugenio, si stacca un giocatore, sono 2 sul punto di battuta, c'è Volodea e c'è anche Miai con la maglia numero 7, o Volodea con il mancino, siamo lontani dalla porta di De Eugenio, parte Miai contro il muro della barriera, primo corner per lo Steaua della ripresa. Arriva il time out prima del calcio d'angolo chiesto dalla panchina dello Steaua. Centrali come prima! Si riprende quindi con un calcio d'angolo per lo Steaua dalla destra quando siamo arrivati al 13° minuto della ripresa. Il risultato è quello di 1-0 per il Peperino qui allo Sport City. 4 maglie gialle a saltare, aspetta Volodea al limite dell'area di rigore, il destro del compagno ad uscire, pallone proprio verso Volodea che prova ad arrivare sulla testa, pallone troppo lungo per l'inserimento del difensore centrale dello Steaua che ha poco più di 10 minuti per provare a strappare, ad ottenere questi primi punti della sua stagione. È lo stesso anche per il Peperino che però ha giocato una partita in meno, dovrà recuperare quella con la Lazio. Era in programma la settimana scorsa, ancora da definire l'orario e il giorno per recuperare quella che è la seconda giornata. Dumitru, la conclusione deviata e la palla passa alle spalle di De Eugenio. Anche con un po' di fortuna lo Steaua si porta sull'1-1 dalla distanza al 15° della ripresa. Dai, oh! Dai! Dai! Arriva quindi il gol dello Steaua 2005, non ha potuto nulla De Eugenio perché il tiro è stato notevolmente deviato. Qui esce Rossi, non c'è fallo, fa proseguire il direttore di gara, forse qui è stato disturbato il numero 32 che stava venendo incontro al pallone. Lasciano proseguire i 2 arbitri. Gian Donato ha spazio per girarsi, il numero 14 non trova varchi, allora va da Alongi in verticale, ma sulla traiettoria del pallone c'è solo Miai. Capisce tutto però Perelli che aumenta la falcata, ancora il Peperino prova a spingere il pallone, passa per Rossi ma arriva prima Turnea. Squadre un po' spezzate a metà, allora il Peperino riesce a riconquistare subito il pallone con Rossi che prova a trovare lo spazio per calciare con il sinistro in 2 tempi, ancora Turnea. Capisce tutto qui Alongi, secondo il direttore di gara, il numero 2 del Peperino ha fermato il pallone con l'avambraccio. Possesso del pallone dunque che passa allo Steaua, nei pressi all'altezza della panchina del Peperino. Molti cambi per il Peperino, panchina lunghissima, quella agli ordini di Damora. Entra in campo, anzi rientra Ion Ionescu, va ad incaricarsi del calcio di punizione, lo batte malissimo però sul fondo. De Eugenio con le mani, Ascione attaccato da 2, adesso sono 3 maglie gialle, ancora Ascione riesce ad ottenere e a lanciare anche il compagno. Entra Taccia, riesce ad evitarla Rossi, poi ancora la chiusura dei ragazzi dello Steaua che comunque non stanno levando mai la gamba. Qualche lamentela nei pressi della panchina del Peperino. Dumitru. Solo palla.
Prova a passare il capitano, ci riesce, poi spinto da dietro, fallo netto, dovrebbe arrivare anche il cartellino giallo, in effetti è così, terzo ammonito per lo Steaua, questa volta è Dumitru, il calcio di punizione l'ha conquistato il capitano Giandonato. È il secondo cartellino giallo per Dumitru, che è costretto quindi ad abbandonare il campo. Steaua con un uomo in meno per questi ultimi 7 minuti di gioco. Sul pallone c'è Daniel Rossi, 4 uomini in barriera, sono 3 in questo momento per Turnea, parte il 32 con il sinistro, pallone che prova a passare sotto il muro, ha sostituito il pallone che è uscito dal rettangolo verde di gioco, ancora cambio per lo Steaua. Entra Jai, il pallone in avanti per Cercez che viene toccato da dietro, calcio di punizione dal lato opposto del campo, stessa dinamica. Calcio di punizione battuto velocemente, ha sorpreso anche noi, prova a calciare il numero 16 Ionescu, pallone che non filtra. Eccolo proprio Ionescu, da Cercez. Pallone di ritorno per Ionescu. Chiamano calma dalla panchina. Allora prova Giandonato con il sinistro a cercare Rossi. Esce Ascione, entra con la maglia numero 10 Colasanti. Esce il numero 11. Ottima prestazione quella per l'esterno alto del Peperino. De Eugenio. Alongi. Sale, palla al piede il numero 2. Vede il movimento centralmente, pallone allargato a sinistra proprio per il numero 10 che è appena entrato. Ottima la giocata di Colasanti che calcia però alto sopra la traversa. Bel doppio passo del numero 10, un po' meno la conclusione con il sinistro. 5 minuti al termine più recupero. Jai. Finisce giù Ionescu. Accentua forse un po' troppo la caduta. Aiuta a rialzare l'avversario sportivamente Campanella. Si aspetta l'occhio del direttore di gara per battere questo calcio di punizione con Volodea che va lunghissimo all'interno dell'area di De Eugenio che la fa rimbalzare, la prende e serve a Longi. Affretta il Peperino, ricordiamo che è con un uomo in più per l'espulsione di Dumitru, per doppia ammonizione, abbandonato il campo il numero 9 dello Steaua, che era l'unico marcatore ad essere andato in rete prima di questa sera. Alongi con il tacco. Si libera bene dell'avversario, serve anche bene il compagno, ma altrettanto positiva è la risposta in fase di copertura. Conclusione con il destro, troppo facile per provare a superare De Eugenio che non ha nessuna colpa in occasione del primo gol. Pallone allargato, messo giù elegantemente, poi il destro di controbalzo, ci ha provato Campanella, pallone sopra la traversa. Jai. Alongi. Jai su Alongi. Campanella. Giandonato. Fa correre Alongi che ha spazio anche per calciare, va con il destro, non inquadra ancora la porta il Peperino, non lo fa Alongi. (22esimo minuto
Saranno quindi 3 più il recupero al termine, mentre qui commette fallo Colasanti. Steaua che prova a spingere sulla destra, manca pochissimo, De Eugenio deve rispondere, non c'è nessuno in mezzo per poter provare la ribattuta. Qui lascia scorrere Rossi. Volodea, limite dell'area, prova a girare Cercez. Dall'altra parte Rossi, è scoperta la difesa dello Steaua, allora Rossi può andare all'1 contro 1, ancora Rossi, taglia il campo da destra verso sinistra, poi vuole servire a rimorchio Campanella che si era fermato, il pallone esce dalla parte opposta con Volodea e Rossi che si scambiano qualche parola di troppo. Arriva il direttore di gara a mettere ordine. Turnea, Cercez, Alongi, spinge il peperino. Colasanti, dentro per Alongi con il destro, con la punta cadendo, prova a vincerla così il peperino, ma il pallone è ancora largo. Turnea, pallone per Giai, letto benissimo però dalla difesa del peperino, mentre calcia Colasanti viene fermato, fa proseguire il direttore di gara. Perelli, la mette giù il numero 5, Giai, ancora Perelli, gli taglia la strada, il destro, sta spingendo tantissimo il peperino, non riesce a trovare il gol del 2-1. Dai, ancora! Ancora! Pallone in verticale, Giai. Ennesimo intervento ottimo da parte del numero 6. Rossi, disimpegno così e così dello Steaua che regala il pallone al peperino. Alongi. Colasanti, ancora Alongi con il destro, pallone sui piedi di Colasanti che controlla male, entra in area di rigore, il destro resta lì, non c'è nessuno. Provare a spingerla verso la porta di Turnea, deve allontanare lo Steaua ma lo fa male tra i piedi di Alongi. Allora c'è ancora un'ultima speranza per il peperino che prova ancora con Giandonato da fuori area, ancora Turnea, ancora destro troppo debole. Il sinistro dalla distanza e forse la deviazione di Colasanti sotto porta, non può nulla Turnea dopo il tiro da fuori, la deviazione del numero 10, il peperino passa a condurre, è 2-1 e mancano 2 minuti al termine. Luca, linea da 3. Dario, va. 26esimo. Maccao, là. 3, la sinistra. No, uno è passato, Daniel. 26esimo minuto scoccato in questo istante. Guarda l'orologio il direttore di gara, ma non è ancora tempo di fischiare la fine. Giai, pallone che supera la rimessa laterale. Colasanti. Inizia il giro palla del peperino che ha trovato il gol pochi istanti fa del 2-1. Prova a correre sulla destra, riesce, forse l'arbitro dà un po' di fastidio alla corsa di Campanella. Rimessa laterale per Turnea. Pressing di Colasanti, Perelli, sta correndo tantissimo il numero 5, Giandonato ci mette il piede ma la palla ancora per i ragazzi in maglia gialla, poi Rossi, Volodea contro il numero 32 che forse allarga un po' troppo il braccio, fa proseguire il direttore di gara per Turnea, Rossi non si ferma però, va in pressione su tutti, segue il pallone, Giandonato, sporca il pallone al numero 3 che ricomincia il giro palla da dietro, siamo al 27esimo.
Il colpo di testa di Perelli, non c'è più tempo, triplice fischio, il Peperino Calciotto batte per 2-1 lo Steaua in questa terza giornata di campionato e conquista i suoi primi 3 punti in questa stagione.